L'Ottobre Rosa prende il via con la prima delle 5 tappe in laguna del vaporetto che promuove la prevenzione del tumore al seno. Partenza da Piazzale Roma, direzione San Zaccaria. Al primo viaggio hanno partecipato, oltre che numerose Pink Lioness, la presidente del Consiglio Comunale Damiano, la vice sindaco Colle e l'assessore al turismo Mar. È stato molto emozionante, c'erano tantissime persone e questa sfilata in Canal Grande, anche vista da tutti i turisti, è stata davvero bella. Ogni lunedì del mese toccherà diversi punti del territorio, anche la terraferma, San Giuliano, Marghera, anche le isole dove anche il dottor Dalben ci diceva c'è proprio bisogno di diffondere la cultura dello screening, della prevenzione anche in quelle zone della città. A bordo, medici specializzati hanno informato sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica nel veneziano, spiegando soprattutto alle più giovani l'importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo, illustrando la tecnica dell'autopalpazione. Il tumore alla mammella sta crescendo in maniera esponenziale e non solo donne cinquantenni ma anche le più giovani, quindi la cosa importante, il messaggio importante appunto è quello di dire prendetevi cura di voi stesse e cercate di capire se ci sono cambiamenti nel vostro corpo e affidatevi ai medici. Il battello è dotato di uno spazio per le visite senologiche effettuate a bordo da staff specializzato. Tutto gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni sono già tantissime, so che mancano solo quelle di Murano, quindi tutto il territorio è stato coperto, tantissime chiamate, tantissima partecipazione. Prossima tappa lunedì 8 ottobre con partenza da Parco San Giuliano.